Sì, reazioni molto diverse sui social rispetto a quando è capitato a Neres, praticamente quasi la stessa cosa, forse a Neres è un po' peggio, però here we go again, di conseguenza cominciamo. Chiedo scusa che sono ancora veramente appena svegliato, ovviamente tutte le notifiche, le cose. Benvenuta Rachele, Genise, Kelly e a tutti i nuovi iscritti. Penso che facciamo nuovi iscritti su questo video, ma non si sa mai. Benvenuti, bentornati. Non c'è proprio, non ci sono like che tengano. Queste sono situazioni tristi, brutte, scabrose, di cui non vorremmo mai parlare. Facciamo un attimo di cronaca, perché non è detto che tutti seguano tutto e che stanno sempre sopra i social, e non devo dimenticarlo. Le due storie che alle 5 del mattino, quindi io arrivo molto tardi sulla notizia, ma purtroppo che è così. Juan che posta sicurezza zero, fa un video della macchina col vetro rotto e tutto in subbuglio nella macchina, e tra l'altro si vedono anche dei giocattoli, il che si vede il sediolino per i bambini, il che rende tutto più ansioso per noi che magari teniamo già un'età per figliare, ti rende più ansioso. Insomma, la prima cosa che lui scrive è sicurezza zero. Dopo quasi un mese pedinato, oggi hanno provato a portare la macchina via. Che brutta sensazione, fate vomitare. Seconda storia. È uno sfogo più approfondito. Quello che è accaduto stanotte è soltanto la ciliegina sulla torta. Nell'arco di un mese ho trovato nella macchina ben 5 AirTag, geolocalizzatore. E solo di sapere che questi delinquenti sanno dove vivo non mi porta serenità. Purtroppo in una città così bella non sentirò mai più al sicuro. So che i beni materiali alla fine sono secondari, ma fa sapere che un estraneo ha violato una cosa mia personale mi fa veramente schifo. Allora ci sono vari livelli di questa cosa. Io poi nello specifico, mentre leggi la notizia, leggi le reazioni sui social dei tifosi e vedo che vi siete divertiti moltissimo a fare tutte le battutine. Anche io non mi sento sicuro con te in campo, perché non te ne vai, vattene per la tua sicurezza. Tutte belle battute che non fanno ridere a nessuno onestamente, ma vi siete divertiti, avete avuto il vostro momento di ironia e va bene così. Signori, vi deve capitare per potervi immedesimare nella situazione. A me capitò all'epoca, macchina parcheggiata al Vomero, l'inizio del raccordo, arrivi, trovi i vetri a terra e già ti senti male, e poi entri dentro, i CD, le cose, perché poi non c'era niente nella mia macchina ovviamente, io non sono nessuno, ma la sensazione di sentirti violato, la sensazione di sapere, di vedere nella tua mente un estraneo, un criminale, uno che sta dentro le cose tue, che rovista, che cerca, che fa, poi non trova niente nel caso mio, non lo so nel caso di Juan Jesus, perché qua parliamo di gente benestante che ha cose di valore, eccetera eccetera. Qua la situazione che mi sembra lui stia sottolineando è il fatto che un mese pedinato, ho trovato gli AirTag, evidentemente lui aveva anche chiesto una certa protezione, una sicurezza forse alle forze dell'ordine, perché dice sicurezza zero. Io già mi sentivo praticamente così che stava succedendo qualcosa e non è riuscito. Andando ad approfondire questa situazione con gli AirTag, no, della Apple, che tu puoi se hai un oggetto tu metti l'AirTag sull'oggetto e lo puoi ritrovare, quindi tu segui con la geolocalizzazione dal tuo telefono l'oggetto così. Di conseguenza c'è una questione di privacy. Non lo so se la polizia riesce ad intervenire sugli AirTag e recuperare chi li ha messi e quindi il telefono a cui sono collegati, perché poi la Apple dice io non voglio, per questione di privacy ti posso anche non aiutare. Quindi qua la prima denuncia da parte di Juan Jesus credo che sia dal fatto sulle forze dell'ordine da cui non si è sentito protetto. Prima cosa, non ha parlato dei napoletani, perché io sto leggendo sciacquati la bocca i napoletani. Signori, smettetela di fare i permalosi, perché siamo noi per primi
che sappiamo le cose come vanno in una grande città, non solo a Napoli. E devo ripetere quello che ho detto quando è successo a Neres. Succede a Napoli, succede a New York, e figurati se non succede a New York, succede a Milano, a Parigi, a Torino. L'elenco è inutile farlo, l'elenco di tutti i giocatori che sono stati rapinati, messi con la pistola puntata, tutta una serie di cose. Non è solo Napoli, e Juan Jesus non sta dicendo è solo Napoli, sta dicendo che peccato una città così bella non sentirsi al sicuro, e lo può dire di un'altra città, eccetera. Ora, sottolineiamo che all'epoca di Neres è stato addirittura ancora più sensibile, ha chiesto scusa a lui a noi per non essersi fermato a firmare gli autografi, eccetera eccetera. Adesso noi sappiamo che la ragazza era fidanzata, non era manco la moglie ancora, fidanzata, adesso ha fatto la proposta. Quindi una cosa che ti può scombussolare, dice io devo sposarti, abitiamo qua, eccetera eccetera, ci è andata bene. Ma è scattato, quando capitò a Neres, subito quella cosa, scusaci niente. Se tu solo perché sei napoletano ti viene di chiedere scusa a Neres, stiamo sbagliando, ci stiamo identificando in una realtà che non è solamente la nostra, è una realtà criminale che non è legata per forza alla città. Quindi noi napoletani non dobbiamo chiedere scusa a nessuno, né a Neres né a Juan Jesus. Ora però, per quelli che invece hanno scritto potevi anche evitare di fare lo sfogo su internet, e i tifosi non possono evitare di fare gli sfoghi su internet quando per esempio un giocatore fa una brutta partita e noi subito non solo lo sfogo ma lo insultiamo, te ne devi andare, minacce di morte eccetera, perché si arriva a quello. Di conseguenza facciamo meno i permalosi per quanto riguarda la storia lo sputtanapoli che adesso gira. È chiaro che gli altri tifosi che sono contro di noi, o i razzisti, gli acerbisti, sono subito, prendono la palla al balzo e vanno diretti. Ma il problema non è mai la denuncia, il problema è il fatto. Mi sembra evidente. E lo sfogo è legittimo. Non è nemmeno nei nostri confronti, è uno sfogo nei confronti della non sentirsi sicuro più. Quindi per tutti quelli che si stanno divertendo, che si sono divertiti, prima di tutto a fare le battutine, in secondo a dire come ti permetti, brutto strovattene, immaginatevi la stessa storia scritta da McTominay, immaginatevi la stessa storia scritta da Lobotka, da un idolo che vi piace come gioca a pallone, invece che da Juan Jesus. Avreste scritto le stesse cose, perché io con Neres, che ancora non era un idolo ma lo stava per diventare, ho letto reazioni diverse, ben diverse. Certo che è un caso che sono i due brasiliani che sono stati presi di mira. Intanto questo è successo, è triste, è sbagliato, è impossibile, è inaccettabile, e internet non fa altro che amplificare quelle che sono le sensazioni che ognuno ha, e i sentimenti latenti o meno o evidenti nei confronti di una persona o di una città o di un popolo intero che non può essere coinvolto quando capitano cose del genere. Non c'entra assolutamente niente. Io vi devo dire la verità, io da quando mi sono trasferito mi sono sentito più sicuro. Lo dovete accettare che io, figlio di Napoli, che sono nato e cresciuto a Napoli per 26 anni, 27 anni, quanti ne tenete, e spesso mi è capitato di notte, facendo il musicista nella vita notturna, mo che faccio a sto semaforo rosso, mi fermo col fatto che qualcuno si può affiancare e chi lo sa, oppure lo brucio sto semaforo rosso e rischio la multa, però magari mi sento più sicuro nel non fermarmi a questi incroci. Se voi vi siete tranquilli, io mi sono trasferito qui dove la criminalità è 40.000 volte più, potenzialmente più pericolosa, perché parliamo del Bronx, parliamo di una città che non dorme mai, che sta sempre attiva e accesa, e ce ne sono molti di più, e poi è l'America rispetto all'Italia. Eppure la sensazione di sentirmi in pericolo ad un semaforo non l'ho mai avuta. Parliamo di una grande città dove la criminalità esiste e si muove, e ogni giorno, se tu stai sul TG acceso, ne senti di ogni colore in tutti i quartieri. Non deve essere per forza solamente il Bronx che si porta
porta l'ha nominata, ma alcuni quartieri di Brooklyn, del Queens, è chiaro che si trova dappertutto. Eppure quella sensazione io l'ho avuta più a Napoli che non a New York. Con questo voglio dire che Napoli è la città più pericolosa del mondo e d'Italia? Assolutamente no. Basta vedere i dati delle cose, poi quello dice ma perché tu non denunci, allora solamente i dati delle cose denunciate escono fuori, a Napoli non si denuncia. Sarà parzialmente vero, ma se vedi statisticamente anche le notizie dei quelli famosi che escono fuori, io ne ho sentiti di più di città al nord che non a Napoli. D'altra parte, quando esce a Napoli la notizia è in qualche modo amplificata, perché si lega alla città e si deve legare alla città, mentre quando succede al nord si lega al lavoro che fa il calciatore. Non è è successo proprio lì, è quello che poi ti manda al manicomio e non lo puoi accettare. Di conseguenza molto male, molto triste, molto mi dispiace molto. In questi momenti tu che hai subito una cosa del genere dovresti sentirti anche la vicinanza delle persone per bene, e invece stiamo parlando di uno che è stato insultato ad ogni partita da subito dopo che ha avuto un momento di tregua con lo scudetto, dopodiché subito ad ogni partita insultato a destra e a manca, anche quando faceva gol. Bravo, hai fatto gol, adesso vattene. E vi renderete conto che è difficile vivere così e non te la vivi bene. Ci aggiungi una cosa del genere, sarebbe carino da parte del tifoso medio dimostrare un po' di solidarietà. Non dovete chiedere scusa. Chiedere scusa non significa niente, come non era per Neres, non lo è per Juan Jesus. Non dobbiamo chiedere scusa a nessuno, ma dimostrare ci dispiace, o è capitato anche a me, tieni duro, oppure che bastardi, è una frase contro di loro, invece di fare battutine che sono ancora più amare per uno che comunque ha subito una cosa, che ha la famiglia, c'ha i bambini piccoli, ti senti, è brutto davvero. Quindi il registro purtroppo reazioni ben diverse solo perché si tratta di Juan Jesus, un giocatore che non vi piace, un giocatore scarso, vabbè, come volete voi, giocatore che non vi piace, mentre se fosse successo a Lobotka avreste mobilitato gli amici che avete nelle varie zone d'Italia per trovare il colpevole e fargli chiedere scusa ufficialmente, che poi è successo in passato, quando venivano toccati gli idoli. Si recupera, si va a vedere anche la refurtiva, in questo caso non so se ci sia refurtivo, ma se si recupera, si fa il cavallo di ritorno, è 2 pesi e 2 misure, non va bene. Da New York, Valerio Fluido è tutto, vi abbraccio, vi bacio, vado a giocare me stesso a pallone, e se potete lasciare like, quello che volete, tanto il discorso non dovrebbe essere divisivo, ma lo sarà. Fate quello che volete nei commenti, non mi interessa. Speriamo al prossimo video di poter parlare di calcio,